Questa è Villa Almerico Capra, ci troviamo a Vicenza. Conosciuta anche come la Rotonda, viene commissionata nel 1565 dal canonico e conte Pallo Almerico ad Andrea Palladio. Palladio ha progettato circa 30 ville nella sua vita, ma questa è senza dubbio quella più influente nella storia dell'architettura. Il progetto, a pianta centrale, ruota attorno a una cupola ispirata a quella del Pantheon. Attorno le 8 stanze seguono proporzioni auree. All'esterno i lati del quadrato vengono dotati di rampe e di pronei classici, che hanno anche la funzione di contrafforti per le spinte che vergono verso l'interno. Palladio, come nelle altre sue ville, anche in queste riesce a realizzare un capolavoro pur usando materiali semplici ed economici come il mattone ricoperto da intonaco, per simulare la pietra bianca. Completamente bianchi erano anche i suoi interni, per valorizzare al meglio le forme architettoniche. Palladio non riesce a vedere la villa finita. Nel 1580, quando muore, viene affidata a Vincenzo Scamozzi, che la completa modificandone la cupola. Nel 1589, alla morte del committente Almerico, la villa finisce in eredità al figlio, ma a causa del vizio del gioco è costretto a venderla 2 anni dopo ai fratelli Odorico e Mario Capra. La famiglia Capra, seguendo un nuovo gusto barocco, fa affrescare gli interni, concludendo i lavori nel 1620. Tra il 1645 e il 1663 viene realizzata anche una cappella gentilizia. Nel 1786 viene visitata da Goethe e dal 1912 appartiene alla famiglia Valmarana. Nel 1978 iniziano i lavori di restauro e nel 1994 è inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità UNESCO assieme alle altre architetture di Vicenza.